Allora, distonici dell'essere o dell'avere, dottore? Una bella questione. Chi è l'uno, chi è l'altro, chi è in una situazione labile? Ci racconti la storiella. La storiella è questa. Premetto una cosa, che attualmente nel mondo occidentale prevalgono le distonie dell'essere. Quindi prevalgono le persone che preferiscono desiderare piuttosto che possedere, che tendono all'autoattribuzione e anche in ambito affettivo e sentimentale hanno comportamenti caratteristici. Questo perché? Perché molto probabilmente nel mondo occidentale durante le primissime fasi della vita prevalgono l'eccessivo accudimento dei figlioli. Una volta c'erano famiglie numerose, quindi l'impegno dei genitori era molto distribuito su molti figli. Oggi che i figli sono uno, al massimo due per famiglia, è chiaro che diventa il polo dell'attrazione di tutte le emozioni della famiglia. La storiella dunque, distonia dell'essere e distonia dell'avere, porta a una bottiglia di vino. Non mi guardi strano, allora c'è una bottiglia di vino, un tavolo e due personaggi in cerca d'autore. Allora c'è una bottiglia di vino pregiato su un tavolo, una caraffa di vino pregiato su un tavolo e accanto a questo tavolo passano due personaggi. Il primo personaggio, passando vicino a questo tavolo, perché magari non so, ha suonato il telefono in una stanza vicino, per un sacco di motivi, urta il tavolo e fa cadere la bottiglia di vino, il vino si sparge, la caraffa di vino si sparge tutta per terra. Lo stesso, il secondo personaggio, anche lui, passando vicino a quel tavolo, inavvertitamente urta il tavolo e la caraffa di vino cade a terra e versa tutto il vino sul pavimento. Potete mettere anche una bottiglia d'olio, non cambia niente, questo non cambia nulla. Porta sfortuna. Quindi il fatto oggettivo è lo stesso, non cambia nulla, oggettivamente non cambia nulla. Però il primo personaggio è un distonico dell'essere, che dirà: mamma mia, guarda che cosa ho combinato, ho urtato, tutto il vino per terra, quando torna mia moglie chissà cosa mi dice, perché è autoattributivo. Secondo personaggio, che appartiene alla distonia dell'avere, cosa dirà mai? Dirà questo. Ma chi è che ha messo questa bottiglia di vino in una posizione del genere? È chiaro che la si poteva urtare il tavolo e farla cadere per terra. Ma chi è che l'ha messa in questa posizione così pericolosa? E quindi tende a eteroattribuire agli altri. Allora ognuno di noi può verificare nella sua mente se appartiene alla distonia dell'essere o alla distonia dell'avere, quando in situazioni tensionali, perché si è vissuta una piccola tensione, una piccola emozione, tende a autoattribuirsi la responsabilità delle cose o tende a eteroattribuire la responsabilità delle cose. Questa è la prima distonia, quindi la prima tessera di quel mosaico che comporrà poi la nostra individualità, che caratterizza ognuno di noi. Quindi il mondo si divide in distonici dell'essere e in distonici dell'avere. L'accoppiamento tra un distonico dell'essere e uno dell'avere è meglio quindi mixare oppure tra due, perché magari tra due generalmente si interagiscono un distonico dell'avere e una distonica dell'essere o viceversa. Non della stessa distonia. Quindi. Generalmente, certo. perché tutti i rapporti, passatemela, c'è una vittima e un carnefice, ma certo, lo sto dicendo in maniera molto, non voglio drammatizzare,
Sì, però sì, c'è sempre senso un lato, prevaricante insomma, certo. e un passivo. I distonici dell'essere tendono alla passività, i distonici dell'avere tendono alla prevaricazione. Non è che sia meglio essere distonico dell'essere o distonico dell'avere. L'importante è non essere troppo essere E non essere e non essere troppo avere. Quindi l'avere dovrà imparare a modificare una componente, una parte di sé, una sua abitudine e diventare meno avere. L'essere dovrà imparare a diventare un po' meno essere e benissimo. un po' più avere. Benissimo. Questo spontaneamente non avviene perché tu non sei a conoscenza di queste cose. Ma soprattutto Ritieni che perché a tu livello le cose inconscio. stiano così e che questo sia... No, sono fatto così. Ecco, ma come si fa ad imparare se questa è una cosa che nasce dall'infanzia, da un affetto, un qualcosa che è stato ricevuto o non ricevuto, e quindi uno dovrebbe agire sui propri sentimenti, cioè razionalmente su qualcosa che non è razionale? Allora, siccome l'uomo si identifica con i suoi problemi, ci sono i problemi di vita, che ben vengano. Noi li chiamiamo problemi ordinari, perché il problema ha due facce. Può essere motivazionale e quindi darti la spinta alla soluzione del problema, oppure un problema può diventare però prevaricante. E allora a quel punto la persona entra in una situazione di disagio che può diventare di difficile gestione. E quindi non è una questione di qualità, perché la qualità, noi, ripeto, dentro di noi esiste tutto, tutte le caratteristiche dell'uomo, ognuno di noi le possiede e lo caratterizzano. Il problema non è la qualità delle cose, ma la quantità. Quanto? Quanto? Questo è il punto. Per cui a volte può accadere che sia necessario andare a lavorare su quello che è stato il turbamento base, quindi quelle che sono state Le cause sostanzialmente. le sofferenze, le eccessive sofferenze vissute durante la fase infantile e adolescenziale. E come si fa? E qui gioca l'ipnosi a Si questo punto. si fa attraverso una guida, attraverso un tecnico. Sai, i metodi sono tanti. Il quale tecnico però ha solamente una funzione di mediatore. Perché se tu sei il problema, tu sei anche la soluzione del tuo problema. Certo. Però deve essere disponibile, a volte perché sei costretto dalla vita, perché non ce la fai più, ad essere modesto, umile e coraggioso. È disponibile a metterti in gioco, Infatti quindi il a non coraggio ci sta fuggire e a lavare i tuoi panni sporchi. Ma questo lo puoi fare solo tu. Il tecnico, l'operatore, aiuta il supporto. è un interprete, un mediatore inizialmente tra te e la parte più profonda di te. Tant'è vero che nelle ristrutturazioni la via è quella di permettere alla persona di entrare, e si può fare, in rapporto con la sua parte emotiva. Instaurare un vero e proprio dialogo con la propria parte emotiva. E questo è possibile farlo. È questa che caratterizza proprio la strategia messa in campo dalla psicologia analogica. Aver identificato la possibilità di poter entrare in un rapporto intimo e profondo con la nostra parte emotiva. È quasi una fase meditativa, però è una meditazione molto guidata. Guidata da chi?
è guidata dalla tua parte emotiva, la quale attraverso il linguaggio non verbale ti dirà dove andare dove devi andare per sciogliere i nodi che hanno fatto sì che tu arrivi alla casella 112, oltre alla quale sei alla frutta. Ma ci sono state altre 111 caselle prima. Come può avvenire una compensazione di quello che non si è avuto, quindi la risoluzione? La compensazione in che modo avviene attraverso un meccanismo emotivo-emozionale. Tanta emozione c'è stata allora, tanta emozione dovrai rivivere oggi. Attenzione però. Mentre allora l'emozione è stata, non sei stato tu a gestire quell'emozione, quella paura, quella difficoltà, ma l'hai subita. Certo. Oggi puoi decidere di essere tu ad andare a riattivare quell'elemento, guidato, per andarne poi in una seconda fase. C'è una prima fase che definiamo l'ipnotica, che si basa esclusivamente su dinamiche emotive e emozionali. La seconda fase invece interviene un elemento riflessivo, si rivaluta. Certo. Si rivalutano quei fatti. Per arrivare dove? Per arrivare dove? A decomprimere. Certo. E per arrivare anche ad accettare che le cose possono essere andate così. E per arrivare poi a lasciarle anche andare. Che è la cosa Tutto questo avviene esclusivamente però non in base a una dinamica di tipo logico-razionale, ma attraverso meccanismi di tipo emotivo ed emozionale. Ti devi immergere in quella situazione. Ecco, perché può far paura? E quindi perché questo può spaventare una persona? È perché noi abbiamo paura di quello che non conosciamo. E quindi di finire in una Io situazione. ho citato una frase negli incontri precedenti in cui dico perché le persone spesso preferiscono stare più bassi dell'erba e più fermi dell'acqua. E quindi preferiscono non smuovere le acque. Certo. Ma prima o poi dovranno fare i conti con se stessi. L'ipnosi a questo punto che ruolo viene a giocare? E che ipnosi? Perché noi siamo abituati, lei già ha insegnato un modo di vedere un'ipnosi anche diversa, un'autoipnosi tra virgolette, però siamo abituati a immaginarla in un certo modo. Cosa si intende qui e perché va a supportare certi processi? L'ipnosi che ci sono vari livelli ipnotici. E quella che avviene in una fase di ristrutturazione è una alterazione dello stato di coscienza della persona. La persona entra in uno stato di leggera alterazione. O per carità, possono anche, alcuni a volte lo chiedono, ma non ho dormito, perché identificano l'ipnosi col sonno. Puoi tranquillamente far entrare la persona in uno stato di sonno profondo, ma in quel caso è una fenomenologia. La persona potresti chiedere che la persona non risponda più al suo nome, dimentichi un numero in una sequenza, non riesca più a pronunciarlo, ma sono fenomenologie queste. Il cuore della ristrutturazione non sta nella fenomenologia. La fenomenologia può essere utilizzata come scambio. Puoi fare tranquillamente un negoziato con la tua parte emotiva. Cioè? Se tu vuoi ottenere qualche cosa,
quindi vuoi diminuire un eccesso che per te è disturbante, Di tensione, quindi... un eccesso di ansia, o vuoi incrementare un qualche cosa che percepisci in te che è inferiore a quanto ti necessiterebbe, ad esempio coraggio o motivazione, allora tu però qualcosa in cambio devi dare alla tua parte emotiva. Perché devi dare qualcosa in cambio? Perché la parte emotiva in quel momento si sta nutrendo della tensione legata al tuo disagio. Se viene meno quella tensione legata al disagio, la quale fa disperare la parte logica, ma è appagante per la parte emotiva, perché da il cibo energetico della nostra emotività sono le tensioni, allora puoi tranquillamente arrivare a un negoziato. Si chiama proprio negoziato, si definisce negoziato analogico. Nel senso, io do una cosa a te, caro inconscio, e tu dai una cosa a me in cambio. Allora, in cambio della diminuzione di questo stato ansioso che per me è disturbante, che cosa vuoi? Glielo puoi chiedere. E lui risponderà attraverso la comunicazione non verbale. Fondamentalmente la persona è in piedi, in posizione ortostatica, cioè in piedi sull'attenti, diciamo, e la parte emotiva risponde a domande logiche, e quindi l'unico compito che ha la persona è quello di ascoltare la domanda. La risposta verrà istintivamente attraverso le oscillazioni del corpo. In avanti vuol dire sì, indietro vuol dire no. Sono oscillazioni, non sono 3 passi in avanti o 3 passi indietro. Ma il dialogo con l'inconscio avviene in questa maniera. Attenzione però, perché il pregio della ristrutturazione di tipo analogico è che tu non avrai più bisogno di nessuno per sapere quello che è meglio per te. Da quel momento in poi tu potrai imparare tu a dialogare con la tua parte emotiva, fare delle domande e capire cosa vuole l'inconscio in quel momento. Di che cosa ha fame. Che fare, attenzione però, perché a volte quello che è quello che vuole l'inconscio, quello che è meglio per l'inconscio, si può scontrare con la tua parte logica, perché potrebbe implicare da parte tua una remora, anche di tipo morale, etico. Certo. Il timore, ad esempio, di dare un dispiacere o fare del male ad altri. Ovviamente sempre non parliamo di fare del male a livello criminale, certo. Ma nella nostra testa. Io lo interrompo un attimo perché abbiamo la pubblicità che incombe. Pochi secondi di pubblicità, poi torniamo con il nostro ospite e vi lasciamo un attimo in suspense.